Era il 13 marzo del 1983. Mi ricordo come ora, era un giovedì. Sono entrato in questo negozio con una forza neanche da poter credere. Avevo 18 anni, come l'età di mio figlio oggi. Sognavo di poter decidere io, di prendere le decisioni io, perché avevo nella testa una specializzazione del mio lavoro, come ho saputo portare fino ad ora. Subito, come è morto mio papà, lui aveva più capacità di capire la qualità dei bovini di me. Mi stava insegnando, purtroppo è mancato, e allora io ho pensato di scegliere un allevamento fatto alla mia maniera. Ho sempre pensato il testasale, anche perché ero capace a farlo e mi riusciva bene, e vedevo anche le persone che mi gratificavano per questo prodotto. All'inizio, se vi ricordate, negli anni 80 il testasale lo chiamavamo tutti tastasale. Io posso dire che sono stato il primo a chiamarlo testasale. Il testasale ha avuto una grande evoluzione dagli anni 80, dagli anni 90, dagli anni 2000. Negli anni 80 facevo un testasale un po' più grasso. Negli anni 90 l'ho un po' raffinato, macinandolo un po' più sottile. Nel 2000 ha avuto un grande exploit. Tenendo presente che il nostro testasale non ha conservanti, perché usiamo il sale marino di Cervia, poi usiamo un pepe, il Teleseri Extra Bold, un pepe indiano, e poi usiamo l'aglio rosso di Sulmona. Per me fare questo lavoro è la cosa più bella che io abbia potuto fare al mondo, perché mi diverto, sto bene e non sento i sacrifici, anche se si fanno tutti i giorni. E naturalmente, se non avessi i collaboratori che ho io, neanche Franchini non sarebbe Franchini. La famiglia è tutto, perché io mi sono basato sempre sulla mia famiglia. Questo mi emoziona tanto, mi manca tanto mio papà, ma al di là di questo, io con la mia famiglia siamo riusciti ad arrivare fino qua. Quando vedo lavorare Samuele, vedo anche una parte di me. Vedo anche una parte di me.